Adesso Giulia ho petizione di gente un attimo l'elenco delle persone in modo che facciamo la cosiddetta scaletta. È stato invitato il dottor Luca Zaia, che gentilmente non può venire per motivi per altri impegni, però ci ha inviato una lettera che Giulia leggerà praticamente. Venezia, 23 settembre 2021. Prezissimo Presidente Ungaro, nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare all'assemblea dell'Associazione Retina Veneto FIS a causa di concomitanti impegni istituzionali. Mi rendono orgoglioso associazioni come la vostra che operano per migliorare la qualità della vita delle persone, perché come voi ricordate la vista è un diritto di tutti. Plaudo quindi alle attività di sensibilizzazione e di informazione scientifica che portate avanti nella prevenzione della retinite pigmentosa, delle degenerazioni maculari, delle distrofie retiniche ereditarie che provocano ipovisione e cecità, ma anche per tutto ciò che riguarda la riabilitazione visiva e le cure possibili. È infatti importante dare sostegno alle persone affette da queste patologie oculari e alle loro famiglie, e voi lo state facendo grazie ad attività di volontariato dei vostri associati, che sono parte integrante della grande famiglia veneta del volontariato, capace di straordinari gesti di solidarietà e di generosità, sempre in prima linea per aiutare gli altri. Questo incontro è l'occasione per fissare altri importanti obiettivi che dimostrano quanto il vostro contributo sia essenziale. Nell'augurarvi buon lavoro, desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Grazie. Adesso diamo la parola per una. Grazie intanto così all'assessore Roberto Marcato. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, davvero con grande piacere che sono qui oggi. Ovviamente porto il saluto del Presidente Luca Zaia, dell'amministrazione regionale e della collega Lanzarin, che è lei competente per materia ovviamente in Regione. Però io ci tenevo particolarmente ad essere qui oggi perché oltre ad essere assessore regionale sono anche padovano, sono di Piombinodese, quindi ho particolarmente a cuore il lavoro che viene fatto nell'ospedale di Campo San Piero. E siccome sappiamo che l'oculistica di Campo San Piero è un'eccellenza assoluta, mi sembrava giusto essere qui oggi anche per capire dal vulcanico presidente vostro quali fossero le esigenze e come la Regione Veneto può aiutare l'associazione e il reparto di oculistica di Campo San Piero a dare servizi sempre più all'avanguardia e sempre più nel rispetto delle aspettative. E quindi insomma, abbiamo già avuto modo di parlare con il Presidente, mi ha già fatto un elenco infinito di cose che dovrò fare nei prossimi giorni, ne parlerò ovviamente con il Presidente Zaia, ma vista la forza che ha questa associazione e il lavoro che fa questa associazione davvero straordinario, credo che sia doveroso per la Regione Veneto fare tutto quello che è nel nostro potere per aiutare questa associazione, aiutare l'oculistica di Campo San Piero e aiutare ovviamente poi chi ha bisogno. Quindi io davvero non vi rubo altro tempo, ringrazio il Presidente per l'invito, per la passione che ci mette ogni giorno, ringrazio tutti voi per la partecipazione, saluto ovviamente i medici primari presenti, i tecnici, il sindaco di Campo San Piero, il Presidente Cannella della Federazione nonché sindaco di San Giorgio, e vedo anche l'amico trevigiano onorevole Dimitri Quinn, che è un grande amico, che ci onora anche lui con la sua presenza, e quindi insomma diciamo che l'attenzione delle istituzioni c'è, Presidente. Grazie davvero, un abbraccio a tutti voi. Io conto sulla sua parola, del suo impegno, diciamo così. Il tempo dicono che è galantuomo e come so dire, ci vediamo presto. Grazie. Adesso la Giulia legge altre comunicazioni. Grazie. Grazie Assessore. Grazie a te Presidente. Grazie, a presto.
Venezia, 24 agosto. Gentile signor Antonio Ungaro, Presidente Associazione Retina Veneto PS. Scusa un attimo Giulia, questa è l'assessore Lanzarin che scrive. Appena citato. In riferimento al vostro cortese invito all'assemblea annuale dell'Associazione Retina Veneto, che si terrà sabato 25 settembre a Campo San Piero, come anticipato dalla mia segreteria, spiace comunicare che per impegni precedentemente programmati mi impediscono di essere presente. Augurando la migliore riuscita dell'evento, la prego di voler estendere a tutti i partecipanti i miei più cordiali e sentiti saluti. Buon lavoro l'assessore Manuela Lanzarina. Grazie. Adesso diamo la cosiddetta scaletta in modo tale che tutte quante le persone sappiano qual è il suo turno, così che partiamo dal sindaco di Campo San Piero, la dottoressa Maccaroni. Poi la segretaria Pam leggerà anche le altre persone. Buongiorno a tutti, sono qui molto volentieri davvero a questo appuntamento annuale con questa associazione che conosco da qualche anno perché il Presidente mi ha sempre coinvolta con il suo modo, come è stato detto anche prima, così appassionato, ma non è solo appassionato, lui consegue anche i risultati concreti e quindi lui si sa muovere, si sa dedicare. Grazie anche a tutti i suoi collaboratori che saluto e ringrazio e saluto anche tutti gli associati. Oggi voi qui rappresentate un numero veramente importante di associati che trovano in questa associazione un supporto, un aiuto nella gestione dei propri problemi e quindi un punto di riferimento importante. Ma è molto stretto il rapporto con l'ospedale, il reparto di oculistica che è assolutamente un'eccellenza, ma anche quello di pediatria, vedo qui anche il primario. Voi siete riusciti, grazie al vostro lavoro, tu Antonio ci hai creduto tantissimo e con la collaborazione del territorio del Bellunese a donare una tecnologia importantissima a questo ospedale, unica che ha un costo anche notevole e che oggi consente, non sono un tecnico, scusate se non dico cose precise, ma di individuare nel bambino prematuro, che è una delle tipologie che gestisce il nostro ospedale di paziente, chiamiamolo così, i problemi dal punto di vista della retinite e appunto dei problemi degli occhi. Ma mi fa molto piacere anche ricordare un evento dello scorso anno che è stato molto prestigioso perché il presidente Antonio Ungaro e il primario dottor Marzio Pizzolini hanno ricevuto il premio internazionale Giovanni Paolo II ed è stata veramente una grande soddisfazione perché è stata riconosciuta l'eccellenza del loro lavoro, del loro impegno. Ho avuto anche l'onore di ospitarla nel nostro municipio di Campo San Piero perché purtroppo eravamo anche in periodo un po' di ristrettezza e quindi abbiamo dovuto fare in pochi, però è stato veramente un momento commovente, vorrei dire, e molto importante. Quindi io rinnovo i complimenti ad Antonio, al Presidente, a tutti voi, insieme al collega che poi parlerà a nome di tutto il territorio, perché il nostro ospedale è sentito importante. Si può aumentare il volume in sala? Non si sente. Va bene, intanto vi saluto tutti e auguro una buona mattinata nei lavori di oggi. Grazie. Grazie sindaco. Adesso il sindaco di San Giorgio delle Pratiche, Daniele Canella. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per l'invito. Il mio saluto, quello che porto oggi, è il saluto del territorio del Campo San Pierese. Siamo 10 comuni consociati in una federazione, in un'unione di comuni, che abbracciano proprio il territorio della città di Campo San Piero e che sono orgogliosi dell'attività che questa associazione fa a Campo San Piero, nel nostro ospedale in tutto il Veneto. Quindi è un grande orgoglio avere l'associazione Retina Veneto che ha sede nel nostro ospedale, giustamente come diceva il sindaco, la collega Maccarone, e che fa veramente la differenza per quello che è il supporto alle persone che appunto ne hanno bisogno. Io credo, e non aggiungo altro, che come dicevo, la grande differenza è data dal volontariato, quindi un'associazione che si appoggia
al nostro reparto di oculistica, quindi un'eccellenza, come ricordava Katia, e che fa appunto del bene per tutte le persone che ne hanno bisogno. Quindi, ripeto il termine, fa la differenza e aiuta quello che può essere appunto una situazione di difficoltà. Io non vi rubo altro tempo, auguro buon lavoro, buona continuazione di giornata e soprattutto riporto a nome di tutto il territorio un grande ringraziamento per il lavoro che quotidianamente fate a favore delle persone che hanno più bisogno. Grazie. Grazie. Per l'USS Eugania, la dottoressa Zilli. Se vuol leggere la lettera anche. Dottor Paolo Fortuna, che è il direttore generale, ci aveva mandato anche una lettera. Se Giulia vuole leggere la lettera, prima di non è in sala. Ve la leggiamo dopo, allora. Chiedo scusa. Prego, dottoressa Zilli. Buongiorno, mi sentite? Sì. Allora, sono la dottoressa Zilli, sono il direttore medico dell'ospedale di Cittadella. Sono stata inviata dalla direzione generale dell'USS Eugania e sono stata inviata sia alla rappresentanza della direzione strategica sia della direzione dell'ospedale di Campo San Piero. Arrivavo dall'azienda OS2 di Treviso, dove avevo lavorato prima in direzione sanitaria e poi all'ospedale di Monta. Conoscevo già l'oculistica di Campo San Piero e il dottor Chizzolini, perché avevo accompagnato un familiare che aveva fatto un intervento importante cardiochirurgico con più bypass e quindi una situazione un po' complessa, che doveva essere operato per un intervento di cataratta fuori regione. Quando sono andata alla visita, si trattava di mio papà, ci avevano proposto l'ospedale di Campo San Piero. Infatti è stato operato, adesso è in attesa dell'intervento all'altro occhio. Poi quando sono arrivata a Cittadella mi hanno detto: guarda, le associazioni sono molto attive e tra le associazioni più propositive avrai modo di sentir parlare dell'associazione Retina Veneta. E infatti eccoci qui. Le associazioni sono un valore e sono un valore per più motivi. Sono un valore per le aziende sanitarie perché hanno una funzione di pubblicizzare e promuovere cure di qualità. Alla fine chi più di tutto sa gli esiti di una cura, di un trattamento, di una procedura sono i pazienti, gli utenti, che sono anche coloro che costituiscono le associazioni e sono anche un valore per i pazienti perché li orientano, li supportano, gli danno indicazioni. L'ospedale di Campo San Piero per l'oculistica è un centro di riferimento, anzi è il centro di riferimento non solo regionale ma anche a livello nazionale. Quindi fanno riferimento a questo centro anche utenti che avvengono da altre regioni. Essere orientati e presi in carico delle associazioni è un valore. Alla fine, quando tutti si operano nella stessa direzione, è maggiormente probabile riuscire ad ottenere un risultato pertinente e efficace. Quando invece ci si muove in modo confuso, questo è più difficile. L'ultima cosa, oltre al ringraziamento per essere stata chiamata a rappresentare l'UNS, è che il fatto di poterci trovare tutti qui indica che siamo ripartiti. Solo 6 mesi fa sarebbe stato impensabile trovarci e poterci confrontare di persona e questo ci consente di guardare al futuro anche in termini più ottimistici e questa sarà la sfida che ci aspetterà nei prossimi mesi. Ringrazio il Presidente e l'Associazione. Grazie per Adesso abbiamo lettura di ciò che ha scritto il direttore generale, il dottor Paolo Fortuna, che ha avuto l'incarico come USS Eugania, come tanti altri direttori, il 1° di marzo di quest'anno. Grazie. Lettura. Padova, 13 settembre 2021. Egregio Presidente, desidero ringraziarla per l'invito ricevuto all'annuale Assemblea dei Soci di Retina Veneto Onlus,
che si terrà il prossimo sabato 25 settembre a Campo San Piero. Nell'impossibilità di partecipare all'evento, desidero confermare la vicinanza dell'ULSS 6 Ugania con la partecipazione della dottoressa Emanuela Zilli, direttore medico dell'ospedale di Cittadella. Colgo altresì l'occasione per esprimere a lei e a tutti i soci vivo apprezzamento per l'impegno profuso a favore delle persone con malattie retiniche, assicurando in questo la nostra rinnovata collaborazione. Saluto cordialmente Paolo Fortuna. Grazie. Adesso diamo la parola al dottor Tiziano Martello, importante, Tiziano Martello perché tanti in testa, che ci dà il saluto da parte dell'amico nonché direttore dell'Università di Padova, dottor Dalbeni. Grazie. Grazie ovviamente dell'invito. Devo portare i saluti, oltre che dell'azienda Ospedale Università di Padova, anche i saluti personali al Presidente, anche da parte del direttore sanitario Michele Tessarin, che mi ha detto guarda saluto, siete amici credo ormai da vecchia data. Ieri mattina il nostro direttore generale mi ha raccontato l'esperienza di un pranzo al buio. Sì. Non so se li avete... Vero, un pranzo al buio fatto ad Oderzo, lui il direttore attuale che prima è direttore dell'ULSS 3 Serenissima, è stato il nostro ospite a cena al buio, lui e Bepi Cover, così come tanti altri, insomma, quindi ho avuto questa esperienza, insomma, però lui prima di passare direttore lì era direttore del settore sociale, dove io ho lavorato per 30 anni come fisioterapista all'ULSS 9 in pratica con il direttore Claudio Dario, quindi ci conosciamo da una vita, lui e anche l'amico dottor Tessarin, Michele. Grazie. Ricambio i saluti comunque da parte mia. Sicuramente sarà fatto. Quando, scusi, lo vede. Sì. Allora, io volevo complimentarmi innanzitutto per una cosa che ho notato. Un'associazione che riesce a coagulare attorno a una patologia seria, dei professionisti di uno spessore direi molto molto elevato, ma che sono di due università diverse, in una struttura ospedaliera di eccellenza, perché l'oculistica di Campo San Piero, io quando lavoravo in regione, quindi fine del secolo scorso, per dire così, il primo laser ai cimeri della regione del Veneto era qui a Campo San Piero, quindi è un'eccellenza consolidata. Allora, riuscire a coagulare questi professionisti attorno a questo progetto che ho visto d'amore e d'accordo, io credo sia già questo un grosso risultato. Penso che da questa attività in cui l'azienda ospedaliera partecipa, l'azienda ospedaliera dell'università partecipa con tutti i suoi associati e con il suo staff, di questa nuova frontiera della genetica, della terapia genica, e quindi la possibilità di poter diagnosticare molto precocemente la patologia, di poter quindi avere delle chance. Io spero anche che si possa arrivare a trovare una cura, poi il professor Piermarocchi penso ne parlerà. Credo che già questo è tutto il valore dell'associazione. Non so se aver attirato l'attenzione, mantenere assieme questo gruppo è credo un risultato eccezionale. Grazie veramente di tutto cuore. Grazie per delle belle parole, spero quanto prima così in altre riunioni di averla al nostro fianco. Devo dire questo, da parte nostra, che noi vorremmo essere presenti al tavolo il prossimo anno, il 28 febbraio 2022, proprio a Padova, c'è la giornata mondiale delle malattie rare, capito? E quindi noi vorremmo già partire adesso con dei colloqui in modo di essere, come so dire, come associazione in pole position tra le tante malattie rare che ci sono. Io sono convinto che ci incontriamo con i nostri i miei amici che sono il direttore Tessarin e il direttore David Alden, ben volentieri. Grazie, riferisca pure. Riferisco, prendo nota, ma tanto i canali li conosce, quindi sì, ma sicuramente ci sarà.
Ok, va bene, molto bene. Grazie a lei e speriamo di incontrarci presto. Va bene. Ecco, io volevo, scusate un attimo, interrompo, ringraziare i 3 signori oggi della protezione civile, insomma, che ci hanno dato una mano mi dicono che si fanno chiamare Ido, Simone e Stefano. Grazie. Allora adesso invito qui l'amico parlamentare, l'onorevole Dimitri Coin. Grazie. Ma venite giù con i compiti! Giulia! Buongiorno a tutti, grazie Antonio e grazie davvero per la presentazione, perché la prima cosa che hai detto è stata quella l'amico, e in effetti con Antonio c'è un rapporto di confidenza che va oltre la semplice conoscenza, ma posso dire tranquillamente che siamo ormai diventati amici con lui, con Giulia, con la moglie Palmira, e quindi ci vediamo frequentemente e ci sentiamo frequentemente. Dico ci vediamo perché con Antonio c'è sempre questa grande autoironia, che quando andiamo via mi dà una pacca spalla e mi dice oh, mi raccomando, se vedremo. Quindi davvero una persona straordinaria, un catalizzatore di attenzioni, di interessi incredibile, e diceva chi mi ha preceduto che è stato in grado di far dialogare anche delle università diverse, di medici, di professionisti di altissimo livello, di università diverse, ma è riuscito a fare più o meno la stessa cosa anche dal punto di vista politico, quando l'anno scorso c'era la necessità di attivarsi per ottenere un'autorizzazione che mancava a livello ministeriale sulla terapia genica, e dove io sono il rappresentante politico per la Lega, dove noi chiaramente non eravamo al governo, e ci siamo relazionati con l'altro deputato del Partito Democratico, quindi di sponda diametralmente opposta, Nicola Pellicani, che mi ha appena scritto un messaggio che purtroppo non riesce ad essere presente qui, si scusa, e poi caro Antonio ti chiamerà, e siamo riusciti ad ottenere la documentazione mancante. Sento che ci sono ancora qualcosa da perfezionare dal punto di vista locale, ma penso che insomma questo sia un passaggio che si possa fare, non dico agevolmente, ma insomma che si possa spingere per farlo. Se serve, te me chiami, a poco Roberto, cerchiamo sempre di tenere tutto sotto pressione, tutto sotto. La vostra associazione fa parte di quelle realtà che sono necessarie per affrontare le tematiche davvero importanti del mondo sanitario. I professionisti che sono coinvolti, come si diceva prima, io ne conosco alcuni che vedo qua in sala e che saluto, hanno un livello di preparazione davvero straordinario, e quindi questo tipo di attività che fanno queste associazioni per forza deve attirare l'attenzione della politica, per forza deve fare in modo che la politica faccia quello sforzo di ragionare trasversalmente, di trovare le risorse che sono necessarie per poter innovare tecnologicamente, perché l'innovazione tecnologica nel settore medicale è assolutamente necessaria. Sono stato a una fiera all'inizio di agosto a Verona, Innova Biomed, sull'innovazione biomedicale, che era la sua seconda o terza edizione, e là si spaziava davvero da tantissimi settori, in tantissimi campi del biomedicale, e l'interazione tra il pubblico ed il privato è un qualcosa che bisogna assolutamente spingere. La politica magari destina i finanziamenti, privati magari con le loro aziende riescono a fare ricerca magari su determinati settori, la medicina, il pubblico, cioè è tutta un'interazione che è solamente a beneficio del cittadino e del paziente. Il primo valore però che conta è la qualità umana degli operatori sanitari, perché se la sanità funziona bene, in particolare anche da noi in Veneto, io credo che ci sia a monte una gestione
politica magari anche attenta ed economica anche attenta, ma che soprattutto ci sia una qualità e un valore umano delle persone che lavorano in questo settore che sia assolutamente straordinario. Dalla mia parte si fa meglio che se poco quello che si ha alla fine. Siamo i più bravi, forse, non lo so, saranno poi i pazienti e i cittadini effettivamente a dirlo. Di sicuro c'è un panorama di personale sanitario, dai medici primari fino agli infermieri che seguono gli anziani nelle geriatrie, che è un qualcosa di assolutamente straordinario. Il momento è sicuramente difficile perché questa epidemia, questo virus malefico ha condizionato completamente le nostre vite. La stessa assemblea l'anno scorso è stata rinviata più volte con l'amico Antonio, si è cercato, ho dato una mano anche a cercare magari qualche data che fosse un po' più che permettesse di farlo. Fa piacere vedere che siete così tanti, perché il ritorno alla normalità, il ritorno a quello che è il contatto fisico, a quello che è davvero il rapporto umano è qualcosa di assolutamente importante e fondamentale. Io posso dire che ad Antonio che sono totalmente a disposizione, non solo io, ma doveva essere anche qui oggi la senatrice Sonia Fregonetta, che si occupa di sanità in commissione al Senato ed è un dirigente, lavorava come seguiva uno studio legale dell'ULSS di Pieve di Soligo, quindi sicuramente dal punto di vista medico-sanitario è addentro, conosce tutte quante le dinamiche. Si scusa perché purtroppo non ha potuto partecipare ed essere presente, ma Antonio ti garantisce che quando vuoi ci troviamo, magari anche con qualche medico che lavora con la tua associazione, e cerchiamo di prestare attenzione, di fare il massimo che possiamo per quello di cui avete bisogno e soprattutto di cui hanno bisogno i cittadini, le persone, i pazienti, gli ammalati che hanno questi problemi. Un piccolo aneddoto personale: mi messo e riuscire a leggerlo senza gli occhiali dopo che aveva una cataratta che probabilmente era grossa come un sasso che non mi permetteva di vederli, e che è stata operata recentemente, per mia grande sorpresa. Ho visto una tecnologia incredibile, non pensavo che un intervento che per chi lo esercita, per chi lo fa quotidianamente è sicuramente banale, ma per chi si trova a doverlo subire è comunque un intervento e non sa come si svolgerà, però poi si accorge di come gli cambia la vita e la vista, perché alla fine poi la vista è assolutamente importante, il diritto alla vista, come si diceva prima, è una cosa importante, però è anche un dono che purtroppo ci sono anche persone che ce l'hanno in maniera più ridotta rispetto ad altri. Quindi noi ci siamo, tutto quello che possiamo fare interfacciandosi con la vostra associazione lo facciamo. Antonio sa che può chiamare giorno e notte, se non rispondo, come capita spesso, te diciamo, ma comunque ci siamo. Grazie davvero e buon lavoro a tutti. Volevo solo un attimo soffermarsi, perché come senatrice non so se hai dati di una legge che è così in fase al Senato, mi pare, qualcosa, non sai niente tu? No, guarda, su questa cosa so che ci sta lavorando lei, ci eravamo sentiti recentemente, rischierei di darti magari qualche informazione non precisa, ma comunque anche la prossima settimana, dove qualche giorno, magari giovedì o venerdì siamo sicuramente a casa, sì. Passiamo a trovarti, ti relazioniamo bene su quello che è l'iter, e così da capire anche un po' i tempi burocratici della legislazione italiana. Ecco. Benissimo, grazie. Io preparo la borsa di prosecco. Va bene. O se no da caffè, che almeno lo fa la birra. Grazie. Questo, cari soci, cari presenti, per dimostrare come sono le attenzioni e cose nei nostri confronti. Quindi vi devo dire grazie a tutti quanti quelli che ci vogliono bene, e speriamo di avere ancora tante altre persone che ci vogliono bene. Un saluto che si scusa anche l'onorevole Giampaolo Gobbo, così che poteva essere anche lui questa mattina, però si è bloccato la schiena e a me cosa. Un altro saluto ce lo dà l'attuale sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo, Mario Conte, che è presidente anche dell'Anci Veneto, così, e l'assessore Manera. Così.